Fermi tutti! Hai mai esitato prima di chiedere a qualcuno di ballare? Le domande che di solito passano per la testa sono: e se mi dice di no? E se faccio una brutta figuraccia? E se mi ignora? Stop! Non serve farsi 1000 paranoie. Ora ti spiego come affrontare questa cosa in 3 piccoli step. Primo, la maggior parte delle donne sarà felice di essere invitata a ballare. Dico davvero, è più facile di quanto pensi. Secondo, non serve che tu sia perfetto. Un sorriso sincero e un contatto visivo sicuro valgono più di qualsiasi passo di ballo. Terzo, non aspettare troppo. Se vedi qualcuno con cui desideri ballare, fatti avanti subito. Più rimandi, più aumentano le paranoie, quindi decidi e vai. E poi non servono frasi complicate, basta anche un semplice "ti va di ballare?". E se poi dice di no? Beh, chi se ne frega, passa oltre, perché ci saranno tante altre persone pronte a divertirsi. Beh, ora dirai, ma chi sei tu per darmi questi consigli? È un'ottima domanda. Beh, ti dirò che io insegno ballo da tanti anni e ti posso garantire che ho visto centinaia di persone superare queste paure e divertirsi in pista. Quindi, se vuoi restare lì a pensare, fai pure. Ma se vuoi davvero sbloccarti, sappi che questi consigli funzionano. Tu provaci e poi mi dirai se avevo ragione. Ora tocca a te. Se questo video ti è stato utile, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Magari qualcuno potrebbe averne bisogno. Ci vediamo in pista.